Signori, Roma-Napoli 0-1, la decide lui. David Neres! Uccelli, a Roma volano gli uccelli, signori, dopo l'aquila vola pure l'uccello di Neres. Signori, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, basta, fermati, puoi andare a letto. Signori, io sono ancora vestito dal lavoro, come potete vedere. Che Napoli, che Napoli, che Napoli, signori, che Napoli, che Napoli, signori, che cazzo di Napoli, scusatemi la parola, ma quando ci vuole, mamma mia, signori, mamma mia, che partita. Non iniziate a dire, ma c'è il fallo di coso su Conè, di qua, non c'è nessun fallo, non c'è nulla. Sì, forse c'è qualche ammonizione in più per Di Lorenzo, sì, ci possono stare perché manca il cartellino di Lorenzo, però mi dovete dire una cosa, voi che date i voti al fantacalcio, ma come fate a dare 6 a Stanislav Lobotka, che solo nel primo tempo si è portato a prendere Cristante e Conè? Voi me lo dovete dire, cari pseudo giornalisti. È crisi Napoli, voglio. È crisi Napoli. Dopo la sconfitta con il Bologna, dovevamo perdere con l'Atalanta, dovevamo perdere col Carabag, dovevamo perdere con la Roma, 3-3. Dopo la batosta di Bologna, 3-3. Il cambio modulo che io vi ho detto nel giorno prima di Napoli, di Roma-Napoli, cosa vi ho detto io? La sfida dove si decide a centrocampo. E dove si è decisa la sfida? A centrocampo. Palla recuperata, lancio lungo, Højlund che è bravissimo a temporeggiare, la dà Neres, scavetto sotto, gol, 0-1 e così andrà avanti. Milinkovic-Savic. Mio fratello Milinkovic-Savic, fanno paratone in Coppa Baldanza, è allucinante. Abbiate pazienza, ma questi 3 punti passano pure dalle manone di Milinkovic-Savic, ragazzi, perché le manone di Milinkovic-Savic questa sera ci hanno portato 3 punti. E poi l'uccello di Neres, idem, però dai, mamma mia, signori, mamma mia, è stato io ve l'ho detto che sarebbe stata una partita dura, tosta. Una cosa, visto che non sono stati fischiati falli di qua e di là, va bene, questo è come si dovrebbe arbitrare una partita di calcio. Gioca, come in Premier League, gioca, tempo effettivo aumenta, vai, fateli correre, fateli ammazzare di botte. Poi naturalmente se mi rompi di piede mi fermo. Ma quei mezzi falletti da una parte e dall'altra è giusto non fischiarli, fare continuare, perché solo così in Europa poi hai un metro di giudizio uguale a quello europeo, punto. Vabbè. Allora signori, ci prendiamo il primo posto insieme al Milan. Crisi Napoli, e crisi Napoli sia domani, come minimo in prima pagina metteranno, non lo so, metteranno Allegri, Napoli piccolo riquadretto, ma va bene così, continuate a darci come quelli in crisi più totale, perché noi siamo in crisi, il Napoli è in crisi, signori. Nelle ultime 3 partite ha fatto 3 sconfitte consecutive, quindi è crisi Napoli al 100%, signori. Mamma mia. Allora, io l'ho sempre detto, vincere a Roma non è mai banale, voglio vincere a Roma. All'Olimpico, che si sentivano prettamente un bordello, hanno fatto i tifosi napoletani incredibile, va bene? È stata per la prima volta, ma naturalmente il Milan sta davanti per differenza reti e scontro diretto, però noi siamo lì, siamo primi, e domani il Bologna, se dovesse vincere, piglia Roma e l'Inter, cioè rendetevi conto. Io l'ho detto, se il Napoli riesce a sbloccare la partita con la Roma va in crisi, perché la Roma non è abituata a fare queste partite così, va bene? Ecco, il gatto, Batman è una cosa allucinante. L'XG, ragazzi, 1.4 il Napoli, 0.55 la Roma.
La Roma ha fatto più possesso palla nel secondo tempo, perché poi giustamente il Napoli nel secondo tempo si è arretrato. Ragazzi, questo modulo qui, il 3-4-2-1 calza a pennello a Neres, calza proprio a pennello a Neres, perché si può inserire, può giocare finalmente dove deve giocare, ovvero sulla destra e non sulla sinistra. Questo per dire a quei fenomeni che dicevano che Neres è meglio di Kvaratskhelia. No, sono due ruoli completamente diversi, fenomeni del cazzo, fatemelo dire quando ci vuole. Io godo, sto godendo, abbiate pazienza, ma io sto godendo un Rachmani al bacio, al bacio. Di Lorenzo che incredibilmente questa sera ritorna quello dello scudetto, del primo scudetto con Luciano Spalletti. È tutto molto bello. È tutto molto bello, signori, moltissimo bello, è tutto molto bello, perché uscire da Roma con i 3 punti, con la Roma poi nel finale in pressing offensivo, bello. Io sapete quando il Napoli ha vinto, quando ho capito che il Napoli avrebbe vinto la partita? Quando Pellegrini, a che minuto era? Il gol è arrivato al minuto 36, intorno al minuto 30, calcio d'angolo per la Roma, Pellegrini fa l'insano gesto di andare sotto la curva e fare questo gesto. E io lì ho detto, il Napoli stasera vince. Perché tutte le volte che un giocatore della Roma fa questo gesto, fa sempre questo gesto, lo fecero già con il Napoli di Spalletti, se non erro, che poi segnò Osimhen. Ma non mi ricordo se era Pellegrini o Karsdorp, forse Karsdorp, che andò sotto la Tevere e fece così. Alzate il volume, tutte le volte che fanno così, o Napoli vince. E io lì ho detto, il Napoli stasera vince. E mi fa il mio titolo, no, ma che vince? Vedi la Roma, ora la Roma inizia a giocare. O Napoli stasera vince. Preciso al 100%, preciso al 100%. Ragazzi, Højlund questa sera ha fatto il Lukaku, giocava di sponda, quello che deve fare Højlund in questo modulo, in questo momento. Io però, secondo me con Lukaku Napoli faceva di gol, con Lukaku, perché Lukaku ti aiuta moltissimo, con gli inserimenti che fa Lukaku senza palla, con la forza fisica, però te ne una spaccimme forza fisica pure Højlund, tanta roba, tanta roba. Lang un pochino spento, qualcosina ha fatto, ma non è che mi è... diciamo, non è che ha fatto chissà che Lang, sinceramente, Oliveira si mette lì su quella fascia, su Selic che sembrava il nuovo Cafu, da come lo stavano etichettando in giro ai margini della Roma, era diventato il nuovo Cafu, ma vabbè, McTominay a centrocampo come sempre, onnipresente. Lobotka, ragazzi, come fate a dare 6 a Lobotka? È una cosa allucinante, siete delle latrine voi che avete dato 6 a Lobotka. Di Lorenzo, il migliore di centrocampo secondo me, ha fatto un'ottima partita, ha rischiato anche di segnare nel primo tempo. La linea difensiva del Napoli stasera al bacio, a parte che nel primo tempo che ma si perde Pellegrini, ma lasciamo perdere. Milinkovic-Savic, ragazzi, non si può dare il doppio MVP, ma io lo darei a Milinkovic-Savic perché questa sera ti salva il culo e ti fa portare a casa 3 punti. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. O piccione Neres.